Buonasera, benvenuti al TG Sicilia. Incominciamo il nostro telegiornale parlando del meteo. Bollino rosso anche domani per Catania e Palermo. La Protezione Civile regionale ha pubblicato l'avviso per rischio di ondate di calore con una massima percepita che arriverà ai 36 gradi. Allerta arancione e pericolosità bassa per quanto riguarda il rischio incendi. Sentiamo Marco Gulla. Antonio, fa caldo. È come se fa caldo e infatti anche per oggi Palermo e Catania sono da bollino rosso. A rendere il caldo particolarmente insidioso è la combinazione di picchi termici con alti tassi di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Qui siamo a Palermo, a mezzogiorno si sono toccati anche i 37 gradi. Come si può fronteggiare questo caldo? Caldo, bere tanta acqua, sventolarsi, mangiare una granita. Che caldo fa, Palermo! Attenzione però perché il grande caldo genererà dei temporali accompagnati da frequente attività elettrica che potrebbero interessare le zone interne tra il Palermitano e l'Agrigentino, il Nisseno, le Madonia e i Nebrodi. Ma c'è una buona notizia: il caldo afoso dovrebbe abbandonare l'isola entro qualche giorno. Questo clima afoso ci accompagnerà fino alla giornata di giovedì 2 luglio. Poi dalla serata di giovedì è atteso un cambiamento perché un rinforzo della corrente a getto polare sull'Atlantico farà arrivare dell'aria un po' più fresca in quota sopra questo serbatoio di aria calda che si è formato in questi giorni e si è accumulato in questi giorni soprattutto sui mari, sulle nostre aree pianeggianti. E oltre a causare un calo delle temperature originerà anche dell'instabilità atmosferica. Intanto, in attesa dell'aria fresca, si ricorre a qualsiasi metodo pur di non sudare. It's very hot here. Grazie. È stato spento l'incendio che la notte scorsa ha coinvolto il bosco intorno ad Altavilla Milicia nella provincia di Palermo. Vediamo le immagini. Adesso è conta dei danni. Le fiamme hanno minacciato e costretto a uscire dalle abitazioni i residenti. Ad alimentare il rogo, secondo le prime informazioni, sarebbero stati anche il vento e il caldo intenso. Ore di tensione fino all'alba, quando l'intervento di vigili del fuoco forestali e protezione civile ha consentito di circoscrivere il fuoco e poi di spegnerlo. Abbiamo sentito poco fa nel servizio la possibilità di temporali, un fortissimo temporale, un'intensa grandinata si stanno abbattendo in queste ore in alcune zone delle province di Palermo, Trapani e Agrigento. A Bolognetta, in provincia di Palermo, erano in corso interventi per un incendio e l'elicottero della forestale è rientrato in vista proprio dell'arrivo della perturbazione. Cambiamo pagina, andiamo alla cronaca. Arrestato il presunto killer del pizzaiolo di origini siciliane ucciso a Reggio Emilia. Si tratterebbe di un italiano di 42 anni con problemi di tossicodipendenza. Gli inquirenti valutano l'ipotesi della premeditazione. Davanti alla pizzeria, intanto, una processione di amici e conoscenti della vittima. Orazio Longo. Una fiaccolata davanti alla pizzeria e decine di messaggi e mazzi di fiori per ricordare Raffaele Stipa, il pizzaiolo 67enne ucciso a Reggio Emilia, cordoglio di tutta la comunità del quartiere per l'uomo, originario di Capodorlando nel Messinese, che da 20 anni gestiva il locale Yogi nella zona sud della città emiliana. Una bravissima persona, lo ricordano in molti, una gentilezza che andava oltre, siamo tutti scossi. Sotto shock è stata dimessa dall'ospedale con una prognosi di 20 giorni la sorella che nella colluttazione aveva tentato di difendere il fratello, mentre la polizia ha arrestato l'uomo che si ritiene essere il killer. Si tratterebbe di un cliente abituale, un italiano di 42 anni che avrebbe problemi di tossicodipendenza. In casa dei suoi genitori, dove l'uomo è stato rintracciato dopo essere fuggito, sono stati trovati i vestiti che gli inquirenti ritengono presumibilmente indossati durante l'omicidio ed è stato sequestrato un coltello che si pensa possa essere l'arma del delitto. Sono in corso gli accertamenti della scientifica. Al vaglio degli inquirenti l'ipotesi della premeditazione. Secondo il procuratore capo Calogero Paci, il presunto movente sarebbe legato a un fatto avvenuto alcune ore prima. Un amico dell'aggressore sarebbe andato a chiedere 3 pizze senza pagare, ma ci sarebbe stato il diniego della sorella visto che avevano altri debiti per pizze non pagate. Non si sa cosa sia scattato nella mente dell'indagato, ma da quanto ricostruito dalle telecamere interne del locale, l'uomo sarebbe entrato diretto per uccidere la vittima, facendo irruzione dietro al bancone e colpendolo con un coltello.
3 uomini incappucciati, una pistola puntata contro e pochi interminabili minuti di terrore, è quanto ha vissuto Gianfilippo Bono, il proprietario di una pasticceria di Partinico in provincia di Palermo, rapinato la scorsa notte nel suo locale. I rapinatori sono riusciti a fuggire con l'incasso della giornata che ammonta a circa 3.000 euro. L'avvocato del 19enne Alessandro Mondo, arrestato con l'accusa di omicidio stradale dopo aver travolto domenica scorsa a Messina la 16enne Giulia Scimone, ha deciso di rinunciare al mandato. Il legale ha già depositato l'atto di rinuncia, domani l'autopsia sul corpo della ragazza. Timbravano ingresso e uscita grazie a colleghi compiacenti e andavano per negozi oppure a pesca, Senteismo al comune di Palermo e alla Reset, società partecipata dei giardinieri. 14 gli indagati. Qualcuno andava a fare la spesa, qualcun altro in giro per negozi e nei centri commerciali. C'è chi prendeva solo un caffè, chi tentava la fortuna al centro scommesse e chi andava addirittura a pescare. Tutte attività lecite se non fosse che chi le eseguiva sarebbe stato formalmente in servizio al lavoro. La Guardia di Finanza di Palermo ha eseguito un'ordinanza con la quale il GIP ha disposto 14 misure cautelari nei confronti di 5 dipendenti del comune di Palermo con mansioni di messo notificatore e di 9 addetti della società Reset partecipata del comune, impiegati come giardinieri. In particolare, secondo le accuse, i messi notificatori avrebbero fatto finta di eseguire notifiche non andate a buon fine per fare altro, come ad esempio andare a coltivare terreni. In alcuni casi il tempo trascorso in questo fare altro sarebbe stato anche di 5 ore. Qualche dipendente della partecipata non sarebbe neppure andato al lavoro, mentre la timbratura in entrata e in uscita veniva garantita da parte di colleghi compiacenti. I reati ipotizzati per cui si procede sono truffa aggravata ai danni di un ente pubblico e falsa attestazione della presenza in servizio. Le indagini si sono sviluppate attraverso servizi di pedinamento e di appostamento, attività di videosorveglianza, analisi documentali e verifiche dei tabulati delle timbrature dei badge di servizio. Nel complesso sono oltre 550 gli episodi di falsa attestazione di presenza ricostruiti. Disposta la sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio o servizio fino a un massimo di 3 mesi e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Emergenza idrica senza fine ad Agrigento. Un guasto all'acquedotto interrompe la fornitura in diversi comuni della provincia, ha potenziato il servizio di autobotti. Davide Sarto. Ancora emergenza idrica nell'Agrigentino. Un improvviso guasto all'acquedotto Tre Sorgenti lungo la statale 189 nei pressi del bivio per Grotte ha costretto AICA a interrompere la distribuzione dell'acqua in diversi comuni della provincia per consentire i lavori di riparazione. Per fronteggiare i disagi è stato rafforzato il servizio sostitutivo con autobotti, indispensabile per garantire la fornitura d'acqua alle utenze più esposte. Grazie agli autobottisti noi riusciamo ad andare avanti, ma non è la regola. La regola è che ci sia una fornitura continua, costante. Quella dell'autobot è una situazione temporanea, è una situazione di emergenza. Noi chiediamo e pretendiamo che la situazione venga regolarizzata, che si torni, anzi si inizi a vivere in una realtà, in un paese civile, dove quello che ci è dovuto ci deve essere dato senza discussioni. Il disservizio interessa anche l'ospedale di Canicattì, dove la situazione viene monitorata con particolare attenzione. Il nuovo stop arriva in un momento già delicato per il territorio. La carenza d'acqua continua infatti a pesare sulle famiglie, ma soprattutto sulle attività commerciali e produttive. La cosa che mi preme di più vedere un artigiano, un pasticcere, quando la mattina apre la saracinesca e manca l'acqua, è un grandissimo disagio, quindi una mancanza di introito alla propria azienda. Con il caldo e consumi in aumento cresce la richiesta di soluzioni rapide e interventi definitivi per superare un'emergenza che da troppo tempo mette in difficoltà cittadini e imprese. Il fortissimo terremoto che ha colpito il Venezuela fa riemergere la domanda sulla capacità della Sicilia, soprattutto la zona orientale più soggetta al rischio, di fronteggiare un evento di tale portata. Abbiamo chiesto al direttore della Protezione Civile siciliana. L'intervista è di Adelaide Barbagallo.
Questa è una terra sismica, non è il terremoto che fa i morti, ma sono le case che crollano e diventano purtroppo, come abbiamo visto in Venezuela, le tombe per le persone che restano sepolte sotto. Si è fatto tantissimo negli ultimi 30 anni. Il problema è che sono gocce in un mare. Il fabbisogno per mettere in sicurezza tutti gli edifici a rischio, nella Sicilia orientale si parla di centinaia di migliaia di edifici a rischio, ammonta a decine e decine di miliardi, chiaramente incompatibili con le risorse economiche. Non possiamo prevedere data e ora dei terremoti, località, però sappiamo che un terremoto succederà, per cui nei prossimi 50 anni c'è ad esempio una buona probabilità, quando dico buona probabilità dico già il 10% di probabilità che si verifichi un terremoto con un'accelerazione molto forte in quest'area. A Catania partiti i lavori di riqualificazione della zona industriale, è un maxi intervento da 50 milioni di euro che punta a rilanciare lo sviluppo industriale e a mettere in sicurezza la viabilità del polo. Sentiamo Desire Ferlito. Strade al buio, dissestate, con una condizione marciapiedi assolutamente impraticabile, il verde abbandonato, stiamo provando invece adesso a ripartire. Ripartire dalla zona industriale di Catania. Dopo anni di attese e inefficienze hanno preso ufficialmente il via i lavori di scarificazione che segnano l'apertura di un maxi cantiere da 50 milioni di euro, finanziato dalla Regione Siciliana e fortemente voluto dall'amministrazione comunale. Le prime opere riguarderanno il rifacimento della pavimentazione stradale, un intervento considerato prioritario per garantire maggiore sicurezza alle migliaia di lavoratori e di mezzi pesanti che ogni giorno attraversano una delle arterie produttive più importanti dell'isola. Una delle prime intenzioni era quella di realizzare la linea industriale che permette la canalizzazione dei reflui, ma non avremmo mai eseguito i lavori entro il termine del 31 dicembre 2027. Quindi, considerando che un'altra priorità era la sicurezza dei lavoratori in una condizione di assoluta fatiscenza e degrado di tutta la pavimentazione stradale, abbiamo ritenuto fosse urgente intervenire su di essa. Dirottare fondi sulla riqualificazione della rete viaria senza però abbandonare il progetto ambientale, considerata un'infrastruttura non più rinviabile, ha garantito il sindaco trantino. Intanto il maxi cantiere prevede il rifacimento integrale di circa 50 strade, la ricostruzione dei marciapiedi, l'adeguamento dei sistemi di drenaggio e l'installazione di una moderna rete di illuminazione pubblica a LED. È un momento grandemente significativo, perché non solo rilancia la nostra zona industriale, diventa ancora più attrattiva perché ci sono sempre più aziende che chiedono di insediarsi a Catania. La multinazionale del farmaco Pfizer ha annunciato lo stop all'attività del sito etneo in maniera definitiva di 2 linee di produzione relative al comparto penicillina. Per i sindacati questo comporta un esubero strutturale di poco più di 300 dipendenti. La Pfizer presenterà un piano di mitigazione al Ministero, sia proposte per minimizzare al massimo l'impatto occupazionale, ma l'azienda ha parlato anche della cessione del sito, rivelando che è un'opzione ma non è scontata. I sindacati chiedono l'intervento da parte del governo. Lampedusa si prepara ad accogliere Papa Leone XIV. Il pontefice arriverà nell'isola sabato. Imponente la macchina organizzativa, collegamenti in diretta e servizi nei nostri telegiornali. Sentiamo. Mentre Lampedusa continua ad accogliere migranti, nell'isola vengono completate le ultime opere per l'arrivo sabato di Papa Leone XIV. Tutte sold out le strutture ricettive. Temporaneamente è stato aperto lo scalo di Cala Pisana. Davanti la maggiore delle isole Pelagie arriveranno le navi militari per trasferire e far alloggiare quasi 100 sanitari e 250 operatori della protezione civile. La San Giusto della Marina garantirà la sistemazione, visto che a Lampedusa non ci sono più posti in alberghi e B&B, agli addetti della macchina organizzativa. Attesi centinaia di operatori dell'informazione. A Lampedusa saremo presenti anche noi per documentare durante i telegiornali la storica visita di Leone XIV, che avviene 13 anni dopo quella di Papa Francesco. Altamente simbolico il posizionare sull'altare, dove sarà celebrata la messa, la Madonna di Portosalvo, patrona di Lampedusa e simbolo di amicizia tra i popoli. Nelle immagini vediamo la grande festa che ogni anno i lampedusani le dedicano. Il Papa, per ragioni di sicurezza, non potrà visitarne il santuario, una grotta che è divisa a metà,
Da un lato c'è l'effigie cristiana della Madonna, dall'altro l'oratorio musulmano dedicato a un santuomo sufita, segno che il dialogo interreligioso nell'isola è sempre esistito, testimonianza in un mondo dilaniato dalle guerre che può esserci serena convivenza tra popoli di diverse religioni. Leone XIV arriverà sabato alle 9. Il pontefice toccherà i luoghi simbolo dell'isola, il cimitero per ricordare le vittime del mare, la Porta d'Europa, monumento simbolo delle migrazioni, il Molo Favaloro che sarà intitolato a Papa Francesco. La mattinata si concluderà con la messa, al termine della quale Papa Leone ripartirà per fare rientro in Vaticano. Periferie protagoniste a Catania, festa inclusiva e di comunità nel quartiere di Librino fra sport, cultura, musica, esibizioni e anche laboratori creativi. Tonino De Mana. Sport, cultura, musica, esibizioni e laboratori creativi. Una grande festa di comunità al grido tutti per uno, nessuno escluso. Periferie protagoniste a Catania e nella fattispecie a Librino. Teatro all'aperto di una manifestazione nazionale che ha visto impegnate associazioni e società sportive del territorio. Piazzale dell'Elefante sul viale Bumacaro trasformato in un gigantesco palcoscenico dove ognuno, nonostante il gran caldo, ha avuto la possibilità di mettersi in mostra esibendo il proprio talento. Dal kung fu alla difesa personale, dalla danza a numerose altre discipline. Lo sport è stato protagonista con attività aperte a tutte le età e a tutte le abilità. La manifestazione, aperta con gli sbandieratori Leoni Reali, ha coinvolto attivamente persone con disabilità, atleti paralimpici, over 65, famiglie in difficoltà e donne vittime di violenza. Parliamo adesso di cinema, si intitola Madres ed è stato girato in luoghi iconici della provincia di Trapani. È un corto sulle madri di persone con disabilità, un racconto senza filtri da parte del regista Giacomo Bonaggiuso. Sentiamo il servizio. 6 madri e una sorella di persone con disabilità che senza filtri, dopo un laboratorio teatrale ad hoc, raccontano il loro vissuto e la loro quotidianità tra ferite, dubbi, sfide e conquiste, fatica da un lato e amore silenzioso dall'altro. Si intitola Madres ed è il cortometraggio diretto da Giacomo Bonaggiuso che vuole raccontare storie di madri di persone con disabilità, girato in luoghi iconici della provincia di Trapani, dal Cretto di Burri a Gibellina, al santuario di Selinunte dedicato a Demetra, ai pontili di Marausa. Sono tutti simboli di bellezza straordinaria che circondano di luce un evento che non è luttuoso, non è il Venerdì Santo, non è la morte, non è un indagare su un dolore profondo che, sebbene abbia radici potentissime e profondissime, non può essere ribaltato in luce. Quello che Madres vuole dire è che questi figli sono la gioia lo stesso dei loro genitori e siamo noi un tantino indietro a non averlo capito. Smettere di essere invisibili agli occhi della società, non per ottenere compassione ma per fare conoscere una realtà senza retorica, in cui l'obiettivo dell'inclusione sociale e l'attuazione piena dei diritti devono fare i conti con barriere culturali e strutturali spesso troppo grandi. Ci aspettiamo che questo film sia il grido delle nostre voci corale per scuotere un po' le coscienze delle persone e togliere quel velo di pietismo che c'è intorno al mondo della disabilità. Il cortometraggio sarà realizzato grazie al patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Trapani. Adesso la pubblicità, ritorniamo fra pochissimo con la pagina sportiva. Ben ritrovati, il calciomercato estivo domani aprirà ufficialmente i battenti, il Palermo è già avanti nelle trattative, ha annunciato il primo colpo, Estevez, svincolatosi dal Parma in casa Catania, solo dopo l'ufficialità dell'allenatore Longo e del DS Varrà si procederà a mettere insieme la rosa, potrebbe partire qualche big dell'ultima stagione, sentiamo. In attesa delle ufficialità per Hernani e Cassandro, il Palermo ha già annunciato l'ingaggio del centrocampista Nahuel Estevez. Il calciatore svincolatosi dal Parma si è legato al club di Viale del Fante con un contratto pluriennale. Ma il Palermo lavora anche su altri reparti. Trimboli è ancora nei radar per la mediana, mentre la Padula viene indicato come una possibile soluzione per il ruolo di vice Poyampalo. Tra i nomi in lista ci sono anche Moreo del Pisa e De Luca, rientrato alla Cremonese dopo il prestito al Modena. Il Palermo dovrà sciogliere
diverse situazioni in uscita, Nicolao è seguito dalla stera Stripolis, mentre Blen e Gomez restano sul mercato. Passiamo al Catania, che procede per tappe. Prima l'ufficializzazione del DS Varrà e dell'allenatore Longo, che nel fine settimana approfondirà con la società le strategie di mercato, in attesa di vedere i giocatori al Massimino per il ritrovo e poi per i primi allenamenti. L'obiettivo è chiaro: alleggerire il monte ingaggi e nel frattempo restare competitivi con una distribuzione diversa del budget, rispettando il salary cap che entra in vigore dal 1 luglio. Ecco perché i giovani sono in primo piano, i nati dal 2000 in poi, come Bruzzaniti, Gimenez e Leonardi. Ovviamente resteranno anche alcuni giocatori esperti, ma altri saranno sacrificati anche per contenere gli ingaggi. In entrata i profili accostati sono quelli che Longo aveva a Crotone e che a quanto pare erano stati anche avvicinati dal Foggia quando il tecnico sembrava vicino ai pugliesi. I centrocampisti Gallo e Vinicius, oltre agli esterni Energi e Zunno, qualcuno di loro potrebbe arrivare in rosso-azzurro. Interessano anche Del Sole dell'Ascoli e Cannavò del Cosenza. Da domani si entra nel vivo, dopo la scelta dell'allenatore e del DS va allestita la rosa giusta. Un'altra pausa per noi, ci ritroviamo fra pochissimo. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito e una buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.